Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, secondo appuntamento della settimana, ovviamente dedicato esclusivamente alle elezioni regionali, visto che tra una settimana un po' di più ci saranno le elezioni per quanto riguarda non il governatore, non si dice il governatore, il presidente della regione Veneto, per quanto riguarda il referendum, e anche le amministrative nei vari comuni del nostro territorio sono davvero parecchi. Questa sera come ospite dovevamo avere la Daniela Sbrollini, vedete quella sedia vuota, che ci aveva mandato un'email con i suoi uffici stampa che avrebbe partecipato a questa trasmissione, non è ancora arrivata, auguriamoci che nel corso della trasmissione arrivi, perlomeno magari avvisarci che non poteva venire era cosa gradita, di rispetto per tutti noi e anche per gli ospiti che sono intervenuti, che ripresento da Luigi Alessandro Bisato, candidato consigliere del Partito Democratico per Arturo Lorenzoni, grazie di essere con noi, a lei Luciani, candidato consigliere per Zaia Presidente, Luca Zaia, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Lavanda Pellizzari, candidato consigliere per la Liga Veneta, Luca Zaia, grazie di essere con noi. A voi, Elisa Venturini, candidato consigliere Forza Italia, Luca Zaia anche per lei, grazie Venturini. Grazie per l'invito, Flavio buonasera. Pintor, candidato consigliere del Movimento 5 Stelle per Enrico Cappelletti. Davvero grazie a tutti. Buonasera. Il tempo a disposizione come nell'altra emissione è per tutti di 1 minuto e mezzo, ovviamente se sforate dal minuto che vedete passare ovviamente vi do il tempo e il modo di terminare il concetto che avete iniziato. Allora, prima domanda, inizio da Bisato, è questa Bisato, ci sono queste elezioni e addirittura i sondaggi dicono che all'80, dal 73, 74, poi i sondaggi trovano il tempo che trovano, però davvero sembrano abbastanza reali in questo caso, perché dal 70% all'80% dicono che Zaia sarà il vincitore di questa candidatura come Presidente della Regione Veneto. E cosa serve quindi candidarsi se è così lampante la vittoria dell'attuale Presidente e in futuro ancora lui? Ma detto che fino a quando si aprono le urne mai nulla è da dare Sì, per però, scontato, più o meno no. ma stabilito che probabilmente la corsa alla Presidenza è obiettivamente difficile al di là del ruolo del candidato uscente, c'è da comporre però il Consiglio regionale. E quindi anche dal nostro angolo visuale noi diciamo che una maggioranza ipertrofica, cioè talmente esplosiva e grande da non rappresentare tutto un pezzo di istanze che stanno in società in Veneto e che proprio perché quando stai dalla parte di chi a priori ha già tanto consenso, ti puoi dimenticare dei pezzettini della società che vengono ad esprimerti una propria difficoltà nell'avere accesso a servizi, nel mondo della disabilità, dell'associazionismo, dell'intrapresa. Allora, io penso che se dovessimo avere un ruolo di minoranza, ma io penso che ci sia ancora una settimana per confrontarci de viso con le persone, interloquendo, cercando di far capire che obiettivamente adesso lei ha detto che stasera noi abbiamo una trasmissione da par condicio, parliamo 1 minuto e mezzo a testa. Va detto anche che veniamo da 150 giorni in cui c'è qualcuno che ha parlato per 2 ore al giorno, sempre e senza avere nemmeno un contraddittorio. Lo doveva fare per il suo ambito istituzionale, ma lo doveva fare rimanendo nell'ambito istituzionale, dirci i numeri e dirci come andava la pandemia. Quando ha cominciato a far nascere i pulcini in diretta e quando ci ha spiegato come fare la torta a forma di mascherina, beh, forse è andato oltre i suoi compiti e da questo punto di vista io penso che vada messo un freno anche in futuro, perché altrimenti non siamo più in democrazia. A lei Luciani, invece a lei non interessa questo ragionamento che ho fatto per Bisato perché fa parte della lista Zaia e quindi candidato ad essere vincitore nelle previsioni, ovviamente da poi giustamente bisogna vedere quando sarà il momento, però i numeri insomma se fossero il 50-51 giustamente, ma qui dal 70 in su credo sia eloquente che... E poi ho visto una massa incredibile, tutti con Luca Zaia, tutti intanto sul carro dei vincitori. Insomma, tutti hanno grande possibilità appoggiandosi al Presidente Luca Zaia. Beh, allora, sicuramente questo è un momento in cui insomma, la politica ha dimostrato che la concretezza è importante ed è chiaro che la gente su questo
è contenta, è felice, cioè finalmente riesce a vedere nell'immagine dei politici, che normalmente è pessima, negativa, invece anche delle persone che si sono date da fare e hanno fatto molto bene. In realtà però non significa avere il 70%, l'80%, qualcuno dice, di consenso sia poi così in realtà importante. Quello che è importante e che non passi un messaggio sbagliato è quello che bisogna andare a votare. Perché se no sembra che la partita è già vinta ed è tutto a posto così e la gente dice beh comunque Zaia ha già vinto, posso anche non andare a votare. Dobbiamo comunque stare attenti e darci un certo livello di responsabilità, perché dobbiamo avere poi la legittimità, perché se per qualche strana ragione la gran parte dei cittadini, anche impauriti, insomma visto il periodo, visto il Covid eccetera, non si reca a votare, significa magari prendere tanti voti in termini percentuali assoluti, no? Rispetto alle altre liste, ma non avere legittimità perché non c'è abbastanza gente che è andata a votare, per cui se va a votare solo il 40% degli aventi diritto, la legittimità fai fatica poi a tenerla in piedi, fai fatica comunque a rappresentare veramente tutta la società, nonostante hai preso magari il 60-70%, addirittura qualcuno parla dell'80%, quindi io invito caldamente tutti i cittadini di andare a votare, al di là del colore politico, che scelgano le liste che preferiscono, che scelgano il rappresentante locale che più li identifica, ma che vadano a votare. Wanda Pellizzari, che lei fa parte del carro di Luca Zaia, insomma appoggia il presidente attuale, e quindi sarà una corsa vittoriosa per quanto riguarda il Presidente, per quanto riguarda tutte le liste, ovviamente i candidati un po' diverso perché siete in molti che appoggiate il Presidente attuale e quindi qualcuno entrerà e qualcuno per forza di cose rimarrà fuori, quindi ci sono bisogno di voti. E quindi? Ma io intanto faccio parte della lista della Lega e molto orgogliosamente appunto ne faccio parte, siamo anche noi 9 candidati e tutti noi corriamo insieme alla lista Zaia, insieme alla lista degli amministratori, proprio come unico obiettivo la vittoria di Luca Zaia. Luca Zaia che non ha bisogno, come tutti sanno, di grandi voti, dobbiamo tutti andare a votare perché come diceva il mio collega dobbiamo farlo, però lui comunque gode di una stima che si è guadagnato nell'arco del tempo. Dissento da quanto appena detto dal mio predecessore che dice che Luca Zaia si è fatto pubblicità con i pulcini, ma non è vero. Luca Zaia ha guidato questi ultimi mesi di pandemia, ricordiamo uno dei pericoli più grandi dalla fine della guerra e l'ha condotta in maniera così bene, così forte, che si è guadagnato il 70% di chi va a votare. E voglio ancora ribadire che se il 70% preventivato va a votare per Luca Zaia, non è che il 70% sia fuori di testa, il 70% della gente che va ha il cervello e ragiona e quindi si è fatto un'opinione sua su quelle che sono state le capacità indiscusse di Luca Zaia. Per cui diamo onore al merito a questo grande governatore, a questo grande presidente che ha saputo in un momento così difficile guidare una città, una regione che aveva grossissimi problemi per quanto riguarda il Covid, una regione che ne è riuscita diciamo meno peggio degli altri perché lui ha condotto bene la battaglia. Io non voglio fare l'avvocato del diavolo perché sono di sopra delle parti, anzi non voglio ne partecipare, però è vero che sul Covid Luca Zaia ha partecipato, però sono morti 5 ragazzini a Verona e lì non è colpa il governatore, il presidente non ha detto niente, lì è stata colpa di chi gestiva, allora dico i meriti per il Covid di una cosa e i demeriti sono degli altri, cioè ci dovrebbe essere un po' di coerenza Pellizzari in determinati ragionamenti dal mio modesto punto di vista e quindi dopo ognuno può valutare le cose ovviamente a proprio piacere, a proprio piacimento, però la storia poi è questa qui. E poi può rispondere a questa mia affermazione ovviamente. Grazie. Elisa Venturini, Forza Italia è caduta in basso, c'è poco da dire, ha perso tantissimo per i motivi che tutti conosciamo e dicono però che da quando si arriva a questo livello c'è solo il modo per ripartire. La domanda è perché non avete messo un candidato vostro e appoggiate anche voi Luca Zaia? In realtà nell'ambito del centrodestra si è cercato di fare squadra, si è individuato il candidato che a questo punto è Luca Zaia perché in questi anni ha lavorato bene e si è cercato di fare sintesi. C'è bisogno di una proposta che sia anche alternativa alla Lega perché nell'ambito del centrodestra non esiste solo la Lega, esiste anche una parte moderata che può rappresentare comunque i veneti, che può rappresentare i padovani e io dico anche in particolare
le elezioni regionali sono delle elezioni in cui i cittadini possono individuare con la preferenza chi deve andare in Consiglio regionale. Prima diceva Giorgio, noi andiamo a votare per il Presidente della Regione. Non solo noi andiamo a votare per il Presidente della Regione, noi andiamo a votare anche per il Consiglio regionale. In realtà noi andiamo a svolgere 2 votazioni, e per il Presidente e per il Consiglio regionale. Quindi oltre a mettere una croce sul Presidente, scrivendo la preferenza per un candidato, si dà l'opportunità di individuare chi deve rappresentare in Regione, cosa che non succede ad esempio a livello statale, quando abbiamo le elezioni per il Parlamento, per cui noi abbiamo dei listini blindati scelti dalle segreterie nazionali. In questo caso no. Il partito dà l'opportunità a rappresentanti del territorio di essere eletti, e questa è la parte democratica di queste elezioni regionali. Per cui dico, c'è da parte dei cittadini l'opportunità di scegliere chi può rappresentare anche la componente moderata di centrodestra, e nel caso ad esempio dei candidati di Forza Italia ce ne sono molti che hanno un curriculum che è basato su esperienza a livello amministrativo, che hanno competenza e che hanno quindi dimostrato delle capacità come amministratori locali. Flavio Pintò, anche per lo stesso discorso vale per Forza Italia, che il Movimento 5 Stelle dopo il boom nelle ultime elezioni insomma ha avuto una caduta libera e quindi non avrà più ovviamente i voti che ha avuto nelle precedenti elezioni per quanto riguardano il Veneto, ma a livello nazionale. E quindi cosa succederà? Cosa succederà, come diceva nel primo intervento Bisato, non lo so, nel senso che nessuno di noi può saperlo. Certamente l'ipocrisia non sta a casa mia, quindi so benissimo, essendo veneto di nascita e di vita e di lavoro, so benissimo che aria tira, e so benissimo quindi che la vittoria probabilmente è scontata da parte della lista Zaia. Noi però come movimento, pur avendo avuto momenti decisamente migliori di questo, ci candidiamo per partecipare alla democrazia. La democrazia significa che c'è una lista e c'è un candidato e poi ci sarà un presidente che governa, ma significa anche qualcuno che controlla, qualcuno che tra virgolette fa opposizione. C'è la minoranza se fatta bene può essere incisiva. Dal punto di vista personale io ho vissuto la stessa esperienza in Consiglio Comunale, avevo la Lega come maggioranza, io ero in minoranza, e se la minoranza la fai con passione, con impegno, e fai controllo, fai proposte, puoi essere incisivo anche in questo modo. Credo che come movimento ora siamo forza di governo a livello nazionale, ma abbiamo sempre sofferto, non c'è mai stata una grande risposta elettorale purtroppo per la nostra piccola storia rispetto ad altri partiti, abbiamo sempre sofferto nelle elezioni locali. Noi ci candidiamo a entrare nel Consiglio Comunale e a fare quello che abbiamo dimostrato di saper fare quando non siamo al governo, e cioè controllare bene, controproporre e cercare di incidere in quelle che sono le scelte che ha fatto Zaia in questi ultimi 10 anni. Poi credo ci sarà la possibilità con altri interventi di parlare anche di questo, perché sicuramente qualcosa bisogna cambiare nella politica e nel governo di questa regione. Bene, aggiungo, sì, è tutto giusto, è giusto partecipare al Consiglio, come diceva anche Licia Venturini, però poi se sei con un peso politico ridotto ai minimi storici, insomma davvero anche difficile prendere decisioni che poi vengono accolte e ovviamente... Non hai i numeri, su questo non c'è dubbio, però dipende molto dalla qualità delle proposte che fai e dipende molto dalla capacità di ascolto di chi sta davanti. Degli altri, e questo è il concetto più importante. Di solito chi vince in qualsiasi parte, destra, sinistra, 5 Stelle, chi più ne ha più ne metta, difficilmente ascolta la parte in opposizione. A lei tocca il secondo giro, e ovviamente il secondo giro inizia e parleremo di autonomia. Sì. Credo che tutti siamo d'accordo che una regione autonoma dovrebbe avere di più. E abbiamo fatto nel Veneto un referendum, ovviamente con la maggioranza dei voti favorevoli al referendum, ci mancherebbe altro, siamo tutti... E poi perché non arriva questo referendum in Veneto come vuole il Presidente Luca Zaia, e credo come vorrebbero tutti, perché credo che anche il PD, Forza Italia, il Movimento, vogliano l'autonomia in questa regione. Bah, non ho dubbi che a livello veneto qualsiasi lista, qualsiasi colore abbia a cuore comunque l'autonomia. Certo è che l'autonomia nasce da una grande intuizione proprio della Lega, della Liga Veneta, dell'allora Liga Veneta. È da lì che nasce l'idea di autonomia contrastata in tutte le maniere. Sembrava quasi che volessimo separare l'Italia, se vi ricordate nel passato, poi in realtà tutte le forze politiche hanno dovuto rendersi conto che è la risposta ad ogni male. Io lo dico spesso, è proprio la panacea contro ogni tipologia di problematica che abbiamo. Tanti mi dicono non esagerare,
non esagero perché mi basta vedere le ragioni, mi basta andare al di là del nostro confine, dove andiamo in tutte le realtà di paesi che crescono e vanno molto bene. I paesi federali sono tutti quanti con saldi attivi, sono gestiti bene, la nostra vicina Austria, la Germania, pensiamo a tutti quei paesi che hanno adottato un sistema di autonomia e di federalismo che vanno molto molto bene. Ma perché vanno bene? Perché l'autonomia e il federalismo ti consentono di avere piena gestione delle risorse e controllo delle risorse. Mi sembra che anche Salvini, quando già aveva fatto questo referendum a ragione per ottenere l'autonomia, non era molto propenso, come anche la Meloni, a dare l'autonomia. Cioè, le parti politiche del centrodestra non sono tutte d'accordo nel dare l'autonomia alla regione. Invece Luca Zaia è quello che si è battuto e la vuole fortemente. Certamente. Perché non viene accontentato dalla stessa parte politica a livello nazionale? Purtroppo il tema è che l'Italia è una democrazia molto giovane, che non si è ancora evoluta a tal punto da consentire al popolo di esprimersi e di fare la volontà del popolo. Guardate quello che è successo nel Regno Unito, quella sì che è una democrazia molto evoluta, dove il popolo si è espresso per l'uscita dall'Europa e i governi hanno preso atto di qualsiasi colore politico che il popolo si è espresso. L'Italia è ancora un paese che deve maturare profondamente. Se un popolo come quello veneto si è espresso per l'autonomia, è in dovere assoluto dei governi, al di là dei colori politici, di adottare scelte politiche che vadano incontro ai loro bisogni. Pensate che nel Regno Unito hanno perfino votato gli scozzesi per l'indipendenza. Immaginatevi voi qui se arrivasse un referendum di questo tipo. Nel Regno Unito hanno fatto qualche passo indietro. Ha perso ovviamente, però si sono espressi. Qui non ti è consentito neanche esprimerti. Banda Pellizzari, allora l'autonomia siamo tutti d'accordo, una bella cosa, però non arriva. Anche quando c'era il governo Salvini non è che aveva detto ok, facciamo passare l'autonomia, non arriva. Perché non arriva questa benedetta autonomia alla nostra regione? Ma è innegabile che c'è stato un po' di ritardo, però è innegabile anche che c'è stato un po' di ritardo, ci sono stati un po' delle incomprensioni, ma siamo tutti d'accordo che 2.300.000 veneti hanno votato, non erano tutti solo leghisti, hanno un forte peso, per cui noi siamo tutti d'accordo che la prima cosa che farà il nostro presidente Luca Zaia quando sarà rieletto, perché penso che non ci sia ombra di dubbio, ecco, la prima cosa che farà si batterà per avere l'autonomia. Ricordiamo che l'autonomia non è anticostituzionale, assolutamente no, anzi è prevista dalla Costituzione e noi in questi ultimi anni abbiamo capito che l'autonomia nel Veneto è indispensabile. Il Veneto è una regione trainante che non ha nessuna intenzione di non pagare la sua parte nei confronti del governo centrale, però una parte di quello che guadagnano i veneti con il loro sacrosanto lavoro è giusto che sia investito nel Veneto, perché noi in Veneto sappiamo di che cosa abbiamo bisogno, quindi reinvestire una parte che noi guadagniamo è assolutamente prioritario. Noi saremo in grado di fare delle cose per la nostra regione che a Roma non lo possono fare perché non ci conoscono, per cui una parte di quello che è il reddito della nostra regione deve necessariamente rimanere in Veneto, fermo restando che quello che noi dobbiamo mandare a Roma lo mandiamo, cioè non è impoverire le altre regioni, no, la gente non ha capito, non è che se noi abbiamo l'autonomia impoveriamo le altre regioni, assolutamente no. Magari tutte le regioni italiane potessero avere la possibilità di avere la propria autonomia, non ne perderebbe il governo centrale, anzi le regioni ne guadagnerebbero, perché gli amministratori locali sono coloro che conoscono i bisogni e le necessità del loro territorio ed è avendo la possibilità di avere qualche elemento in più da investire ed è quello che svilupperà ancora di più la regione, quindi no, non devono aver paura le altre regioni. Battagliera la Banda Pellizzari. Mi ruba 30 secondi, proprio battagliera al punto giusto. Elisa Venturini, allora, Forza Italia sotto questo punto di vista mi sembra sia d'accordo per quanto riguarda, però all'interno della coalizione del centrodestra la Meloni un po' la vede in maniera un po' diversa, lo stesso Salvini dice sì l'autonomia, però non è che si sia sfasciato la testa per dare una mano a Luca Zaia. Cosa succederà? Sono solo parole dette al vento per accontentare, come giusto sia, il Presidente della Regione Veneto e tutti quanti quelli che vorrebbero l'autonomia, oppure? Intanto nel simbolo di Forza Italia sulla scheda elettorale, dentro al cerchio c'è scritto Forza Italia, Berlusconi e autonomia per il Veneto, quindi questo sta a indicare che è un concetto, un obiettivo che comunque Forza Italia si prefigge. Guardate, io vengo dal mondo del volontariato dove ho imparato lo spirito di servizio, ma sicuramente la passione per la politica mi è venuta anche assistendo alle lezioni del professor Bertolissi all'università,
dove spiegava in maniera semplice e affascinante il concetto di federalismo e soprattutto di autonomia. Autonomia collegata a responsabilità. Ecco, responsabilità nella gestione della cosa pubblica. L'amministratore che gestisce le risorse del proprio territorio risponde anche ai cittadini. E questo è il concetto fondamentale che dovrebbe essere condiviso e che rappresenta anche un modo per dire le risorse restano qui e dobbiamo gestirle al meglio. Mi capita come rappresentante dei comuni del Veneto di partecipare agli incontri dove ci sono i rappresentanti anche delle altre regioni italiane e vi posso dire che l'autonomia la vogliamo noi veneti, la vogliono i lombardi, però vi posso garantire che il resto d'Italia, il resto dei comuni italiani, il resto delle regioni italiane non sono interessate quanto noi. Cosa voglio dire con questo? Che la battaglia per l'autonomia è una battaglia che deve essere fatta tenendo conto di un percorso dove in maniera costante e determinata si deve chiedere nei contesti nazionali di portare a casa anche progressivamente il riconoscimento delle varie materie in modo tale da avere un'autonomia che ci venga riconosciuta, perché altrimenti l'altra via è solo quella delle armi, ma non penso che sia la strada da intraprendere. Flavio Pitò, sempre riguardo all'autonomia, il Movimento 5 Stelle. Ma noi abbiamo sostenuto il referendum sull'autonomia, ma direi che come movimento sosteniamo proprio il referendum in quanto tale, perché siamo sempre stati a favore dell'ascoltare i cittadini su decisioni importanti. Però io non vorrei irritare i presenti, soprattutto di una certa parte politica, vorrei anche ricordare che c'è una sostanziale differenza tra propaganda e fatti concreti. Io credo che l'autonomia probabilmente riusciremo ad ottenerla senza la Lega al governo, perché la Lega negli ultimi 25 anni è stata al governo 11 anni. La Lega ha sempre avuto l'autonomia come cavallo di battaglia, diciamo, ma negli 11 anni in cui è stata al governo, e se parliamo di governi non durati un mese, un anno, parliamo i due governi Berlusconi con la Lega presente, con ministri molto importanti come Maroni, come Calderoli, come lo stesso Bossi. Ecco, sono stati, i due governi Berlusconi sono stati i più longevi della storia repubblicana, quindi sono entrati nella storia della Repubblica Italiana come quelli più lunghi. Il tempo per portare a casa questo risultato ce l'hanno avuto, ma non sono riusciti. Quindi io credo che finalmente, adesso c'è stato il Covid, che quindi ha rallentato tantissimo, escluso naturalmente l'emergenza che era sanitaria ed economica, ma credo che se le cose torneranno nella quasi normalità, questo governo riuscirà a portare a casa un risultato fondamentale che è il rispetto di quella che è stata la volontà dei cittadini veneti insieme a quelli lombardi, e poi c'è la richiesta anche dell'Emilia Romagna. Quindi io mi auguro e sono quasi certo che questo risultato potrà essere portato a casa grazie alla non presenza della Lega al governo nazionale. Proprio Bisato, per quanto riguarda l'autonomia. Per quanto riguarda l'autonomia, noi siamo stati chiari e in controtendenza anche rispetto a una proposizione pubblica che ci voleva schiacciati sul no. C'è stata una discussione interna al Partito Democratico e noi siamo arrivati a quello che poi la stampa ha derubricato nel sì critico, che è di fatto il cuore della responsabilità del mio partito, che qualche volta non porta voti. Questo me ne rendo conto perché entriamo talmente nei temi da volerli sminuzzare e spiegare, e invece è più semplice dire attraverso uno slogan autonomia arrangiatevi a casa vostra, che poi in realtà se tu ci vai dentro nella concretezza sappiamo che è molto, ma molto più complesso ottenerla, perché ci sono tante materie, bisogna partire da qualcuna, bisogna stabilire dei livelli di coordinamento che siano unici per tutta la nazione, altrimenti parliamo di altro, e soprattutto se andassimo nel concreto, per l'anno in cui ha governato la Lega, se non altro perché avevano cambiato il simbolo del partito e volevano diventare un partito nazionale con un leader nazionale, Salvini, questo se n'è bellamente dimenticato del nostro Veneto, perché gli faceva comodo dimenticarsene. E infatti adesso vediamo che razza di lotti intestine hanno. E poi se guardiamo in Regione Veneto, guardate che nello Statuto c'è detto, ad esempio, che bisogna fornire maggiori elementi di autonomia a una provincia che è dimenticata da Dio e dagli uomini, che è Belluno. Nel nostro Statuto mai applicata. Si può partire da qua per fare vera autonomia. La distribuzione delle risorse dentro l'ULSS a livello regionale o per i trasporti è uguale, è equanime a livello di provincia in provincia. Si può cominciare a fare autonomia dai territori. Non riempiamoci la bocca a livello nazionale, non ce la danno, non ce la danno. Cominciamo dalle cose che possiamo fare qua, e ce ne sono tante, vi assicuro che ci sono numeri uno dietro l'altro che dicono il contrario. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.